Sale il tricolore sul pennone di Piazza De Faveri, aprendo ufficialmente la 97esima adunata degli alpini, la sesta per Genova, l'ultima era stata nel 2001, una 3 giorni con 400.000 presenze stimate, decine di migliaia soltanto dal Veneto. Gli occhi dunque sono tutti puntati sul capoluogo ligure, dove da settimane infiammano tensioni e polemiche sulla presenza delle penne nere in città, tra volantini, manifesti e inviti al boicottaggio. Ci pensa la sindaca Silvia Salis nel suo intervento di saluto a gettare acqua sul fuoco. Care alpine e cari alpini, Genova vi dà il benvenuto. È un'emozione forte vedere questa distesa di penne nere 25 anni dopo l'ultima volta. Tornate a riempire le piazze e i vicoli e a darci felicità. Alpini, pilastro della difesa e del soccorso pubblico, dice Salis, la mano tesa dello Stato, e il ricordo va a quel maledetto agosto del 2018. O come qui a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, quando le tragedie devastano le nostre città e le nostre comunità. Apprezza le parole il presidente dell'ANA, il trevigiano Sebastiano Favero. Direi di sì, oggi ha fatto un discorso che condividiamo al 100%, li ho anche detto. A Genova Favero tenta di spegnere anche un'altra polemica, quella tutta interna sul conferimento da parte dell'esercito del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi di Milano Cortina. Voglio ricordare che fin dal 2017 c'è un protocollo d'intesa tra l'Associazione Nazionale Alpini e lo Stato Maggiore Difesa che parla proprio di una riserva che sia fatta proprio insieme. Una task force con componente volontaria quindi, che potrebbe aprire nuove vie e nuovi modelli. E credo che questa sia una strada giusta per coinvolgere tutti. Noi non siamo guerrafondai, noi vogliamo però difendere i diritti e le giuste libertà di tutti i nostri cittadini. Alpini faro per l'Italia, lo slogan dell'adunata genovese, terra di mare e quindi di fari, con un'assenza però che si nota, quella dei muli delle salmerie di Vittorio Veneto rimasti a casa per motivi burocratici. Non siamo riusciti a trovare un mezzo che li potesse portare giù e quindi anche se poi servivano tutti i permessi ancora, perché loro hanno detto sì, vengono, possono venire, però in realtà noi ancora nessun permesso avevamo in mano, per la disperazione dei bambini. Ma i simboli non mancano, così come i canti e le suggestioni, con il Piave che mormora anche in una città di mare come Genova, quando è l'ora, in Piazza della Vittoria, dell'onore ai caduti.